benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Follia ultra, in arrivo nuovi provvedimenti per i teppisti di Padova. Al momento sono già 8 gli arrestati, ma grazie ai video stanno per essere identificati altri autori degli incidenti di martedì sera, previsti molti DASPO. Palermo, 5.000 giovani di tutta la Sicilia sulla scalinata del Teatro Massimo in ricordo delle vittime innocenti della mafia. E sempre a Palermo c'è chi denuncia e fa arrestare gli estorsori, come è avvenuto a Borgetto, e chi invece, ed è la maggior parte, non denuncia e finisce sotto accusa per favoreggiamento. 31 imprenditori e commercianti nel mirino della procura. A Gela, tragedia in famiglia, la vita è appesa a un filo per il 14enne che giocando con la pistola della mamma, guardia giurata, si è sparato in testa. Nuovo colpo di scena nelle indagini sulla strage di Altavilla Milice. Spunta un santone che al telefono avrebbe guidato Carandente e la compagna nel sanguinoso esorcismo. A Ragusa, come in tutta Italia, è celebrata la giornata contro le discriminazioni nei confronti delle persone con sindrome di Down. Stop agli stereotipi per superare le barriere anche culturali. Inaugurata la Casa di Rosa, il museo dedicato a Rosa Balistreri a Licata, dove la straordinaria cantautrice siciliana ha trascorso i suoi primi anni. Calcio, domenica lo scontro salvezza in casa della Turris, ma il Catania teme la stangata del giudice sportivo per i fatti di Padova. Bentrovati, i nuovi video sono appunto al vaglio degli investigatori per l'identificazione degli ultra catanesi responsabili degli incidenti all'Euganeo in occasione della finale di andata di Coppa Italia fra Padova e Catania. Arriveranno altri DASPO, al momento sono 8 gli arresti. Marco Carli. Ci saranno altri DASPO e altre denunce. Il lavoro degli inquirenti prosegue dopo la guerriglia dello stadio Euganeo. Arriveranno altri provvedimenti, al vaglio centinaia di filmati, soprattutto relativi all'area dei tornelli dello stadio, dove è possibile l'identificazione della persona in possesso del titolo di ingresso. Proseguono gli approfondimenti, gli accertamenti da parte delle Digos di Padova e Catania per contestualizzare le condotte di ognuno dei coinvolti. Intanto sono diventati 8 i tifosi etnei arrestati dopo gli scontri nell'intervallo di Padova-Catania, finale di andata della Coppa Italia di Lega Pro. Altri 3 ultras rossazzurri sono stati individuati, un 34enne e un 42enne, entrambi con precedenti specifici e già sottoposti in passato a DASPO. Sono stati arrestati a Catania. Un altro tifoso etneo è stato fermato a Venezia, dove lavora. In uno zaino sono stati trovati gli indumenti utilizzati dal 34enne e dal 42enne per non farsi identificare. Anche loro sono ritenuti responsabili di violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale, di scavalcamento e invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive. I primi 3 fermati in flagranza per resistenza aggravata sono stati 2 quarantenni e un 41enne con precedenti a vario titolo e già destinatari di DASPO. Altri 2 sono stati arrestati in flagranza differita, uno all'aeroporto di Milano e l'altro a Catania. Il bilancio degli incidenti è noto: 8 agenti feriti, di cui 4 della Digos e 4 del reparto mobile. I disordini sono scoppiati quando un ultras catanese, uno dei 3 fermati la sera della partita, ha aperto la porta della curva che avrebbe dovuto essere chiusa. Da lì una sessantina di facinorosi si sono recati sotto il settore che ospitava i supporter del Padova. In seguito i tumulti sedati dall'intervento della polizia. Oggi giornata della memoria delle vittime innocenti delle mafie. Iniziative in tutta Italia, a Palermo manifestazione al Teatro Massimo. Marco Vullà. Oggi è la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. La giornata, riconosciuta dallo Stato dal 2017, è promossa da Libera e Avviso Pubblico sotto alto patronato della Presidenza della Repubblica. L'Italia intera si mobilita con momenti di lettura, di riflessioni, di incontri per ricordare i 1081 nomi delle vittime innocenti delle mafie. Qui siamo a Palermo, al Teatro Massimo, tanti gli studenti che si susseguono nella lettura dei nomi delle vittime innocenti. Antonio Mancino, Andrea Calogero Comagliani, Filippo Simone. Credo che questo sia un messaggio fortissimo che la scuola siciliana lancia alla città di Palermo, alla regione siciliana,
un messaggio per dire ancora una volta che i nomi delle vittime di mafia sono un monito importante per tutte e per tutti. Oggi le studentesse e gli studenti delle scuole siciliane stanno dando questo segnale. La lotta alla mafia è una priorità per la scuola siciliana e credo che la manifestazione di oggi organizzata dalla Rete per la Cultura Antimafia insieme a Libera sia il segnale più forte dell'impegno quotidiano delle nostre scuole. La giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie è un momento di riflessione per onorare la memoria di coloro che hanno perso la vita a causa del crimine organizzato, ha detto il presidente della regione Renato Schifani. La memoria che passa anche dai più giovani. Più giovani, anche a quelli che non c'erano negli anni più bui, soprattutto per la nostra città e per la nostra regione, qual è il valore della memoria, ma soprattutto della responsabilità personale e collettiva nel contrastare le mafie anche oggi. Sempre a Palermo, commercianti e imprenditori negano di avere pagato il pizzo malgrado le intercettazioni e ora in 31 sono sotto accusa per favoreggiamento. Tonino De Mana. C'è chi denuncia e fa arrestare i suoi estorsori, come è avvenuto a Borgetto, e chi invece non denuncia e finisce sotto accusa per favoreggiamento nei confronti di boss mafiosi di Brancaccio e Ciaculli. Succede a Palermo, dove in 31 sono finiti nel mirino della procura, che chiede il processo per commercianti ed imprenditori. L'udienza preliminare si terrà domani. Racket e anti-racket vanno a braccetto con il capo dello Stato Mattarella, che sollecita il contributo di tutti per sconfiggere le mafie e non voltarsi dall'altra parte. E chi ha dato un contributo tangibile è l'imprenditore Giuseppe Piraino. Oggi è obbligatorio denunciare. Mi dispiace apprendere che molti ancora non riescono a trovare il coraggio per denunciare il pizzo o addirittura lo riescono quasi a metabolizzare. È inutile che uno come me o come pochissimi imprenditori continui a denunciare il pizzo mentre la stragrande maggioranza degli imprenditori continua a non farlo. Ma cosa ne pensano i palermitani alla domanda che si rischia un processo se non si denuncia il racket? Diciamo che nel campo legale dobbiamo essere tutti un pochino, siamo un passo indietro perché giustamente lasciamo il compito a chi giustamente ne sa più di noi. Anche se questo costa sacrificio anche alle istituzioni, ma bisogna fare il possibile, quindi ci rimettiamo a quelle che sono le cariche più alte. Nel processo di domani contro chi non ha denunciato il racket, Addio Pizzo, Federazione Anti-Racket Italiana e Sportello di Solidarietà hanno annunciato di costituirsi parte civile. Mutuo soccorso tra le piazze di spaccio di Picanello, vicino a Catania, scambi di spacciatori e clienti pur di arrivare a intascare 10.000 euro al giorno. Ruben? Quartiere Picanello a Catania, luogo di spaccio ma anche di reciproca assistenza tra i due gruppi criminali che gestivano le due aree attorno al campo scuola. E così, se a via Timo Leone mancavano spacciatori e anche minorenni che cedevano le dosi ai clienti in auto, o pusher deputati a raccogliere la droga lanciata dal balcone, o ancora vedette, allora il gruppo di via Maria Gianni compensava con i suoi e viceversa, in un reciproco scambio anche di clienti e in virtù di un'offerta di migliori condizioni di lavoro, turni, compenso, sicurezza dettate dal capo piazza. Tutto pur di garantire l'introito di circa 10.000 euro al giorno. Erano stati i carabinieri di Catania, con l'operazione Eredità del 2019, a scoprire questo rapporto di pacifica convivenza e leale concorrenza dei distinti gruppi che avevano anche due responsabili. E oggi, dai domiciliari, sono finiti in carcere a Piazza Lanza due giovani, il 24enne Anthony Nastasi e il 31enne Benedetto Michael Accardi, già coinvolti nell'operazione. I due condannati sconteranno la pena residua, rispettivamente di 10 anni e di 5 anni e 4 mesi di reclusione. La piaga dei telefonini tra i detenuti in carcere. A Barcellona arrestate un'infermiera e una dottoressa accusate di aver agevolato l'introduzione di cellulari tra le sbarre e, come non bastasse, sono sospettate di aver favorito l'ingresso in carcere anche della droga. Francesco Triolo. Un gesto inusuale, un piumino lasciato negli armadietti della portineria. Questa azione della dottoressa, che avrebbe dovuto effettuare il turno di notte della guardia medica, avrebbe insospettito gli agenti della polizia penitenziaria. Così è scattata la perquisizione degli stessi armadietti e dell'infermeria
che ha portato a 2 arresti. Antonella Campagna, medico di Messina, ribattezzata dai detenuti del carcere di Barcellona come la zia, e un'infermiera di Barcellona, Maria Rosa Genovese, sono state entrambe arrestate in fragranza di reato dalla polizia penitenziaria all'interno della casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto. Secondo una prima ipotesi di accusa, avrebbero facilitato l'introduzione nello stesso istituto penitenziario di consistenti partite di sostanze stupefacenti e di numerosi telefonini, compresi gli accessori, a beneficio dei detenuti, in particolare quelli barcellonesi. Per le 2 indagate, la Procura di Barcellona, diretta da Giuseppe Verzera, ha disposto gli arresti domiciliari. La dottoressa Antonella Campagna è ritenuta quella che avrebbe facilitato l'introduzione dei telefonini, mentre l'infermiera Maria Rosa Genovese è sospettata di aver fatto entrare le sostanze stupefacenti. Trapani, 8 famiglie residenti in via Corollai sono state evacuate nella notte per un incendio scoppiato nell'appartamento di una palazzina. Per fortuna non si registrano feriti, nonostante il rogo, pare provocato da un cortocircuito, abbia gravemente danneggiato lo stabile. Tragedia familiare a Gela, un 14enne si spara alla testa con la pistola della madre dipendente di una ditta di vigilanza privata. La vita del ragazzo, ricoverato all'ospedale Cannissaro di Catania, è appesa a un filo. Tonino De Mana. Un colpo improvviso, da distanza ravvicinata, che lo ha raggiunto dritto in testa con un proiettile entrato ed uscito da una parte all'altra. E in condizioni disperate un 14enne di Gela ricoverato in rianimazione all'ospedale Cannizzaro di Catania. La sua vita è appesa ad un filo dopo essersi sparato un colpo di pistola alla testa. Sono in corso indagini della polizia per capire se si tratta di tentato suicidio o incidente, anche se, con il passare delle ore, la seconda ipotesi sembra quella più accreditata. Nel giro di pochi minuti, infatti, la notizia ha fatto il giro del paese e chi conosce la famiglia ed il ragazzino esclude l'ipotesi del gesto volontario. Gli agenti del commissariato di Gela sono intervenuti poco dopo la mezzanotte in un'abitazione di via Pitagora, dove il giovane è stato trovato dalla madre riverso a terra in una pozza di sangue. Immediato il trasferimento in elisoccorso a Catania. Entrambi i genitori del 14enne sono dipendenti di una ditta di vigilanza privata. Il minore, che si trova da solo in casa al momento della tragedia, avrebbe quindi utilizzato la pistola della madre. Resta da capire se il colpo sia partito volontariamente o accidentalmente. Ci sarebbe la guida di un santone che dal telefono dava istruzioni per l'esorcismo fatale che ha portato alla strage di Altavilla Milicia. È la nuova pista seguita dagli investigatori che stanno analizzando tabulati telefonici e cellulari degli indagati. Tanti ancora i punti oscuri nella ricostruzione di questa vicenda dell'orrore. Manlio Viola. Teleguidati al telefono dal santone per commettere quella strage, quelle torture, quelle atrocità. C'era chi parlava proprio al telefono con Massimo Carandente e Sabrina Fina durante il massacro di Altavilla Milicia. Lunghe telefonate durante le quali venivano messe in pausa le torture su Antonella Salamone, su Emanuel di appena 4 anni e su Kevin, l'altro figlio seviziato quindicenne. Dall'altro capo del cellulare probabilmente il santone, ancora da identificare, che ha avuto un ruolo nella mattanza della Villetta dell'Orrore. Uno scenario inquietante che emerge anche dalle dichiarazioni di Giovanni Barreca, il reo confesso che ha raccontato al suo legale, allo psichiatra Caputo, alla criminologa Abruzzone, di lunghe telefonate che riceveva la coppia di Sferacavallo, Carandente e Fina. I tabulati telefonici sarebbero la chiave adesso per scoprire chi c'era dietro e se si sia trattato di un massacro figlio solo del fanatismo religioso o che nasconde altro. Anche la procura per i minorenni è a caccia di nuovi riscontri. Ci sono troppi punti oscuri che devono essere chiariti, a partire dal ruolo svolto dalla figlia 17enne di Giovanni Barreca, che potrebbe essere interrogata prima di Pasqua. Sabrina Fina e Massimo Carandente hanno invece accusato lei e il padre di essere gli autori dei delitti. Padre e figlia avrebbero anche impedito che fossero chiamati i soccorsi. L'unica superstite di quella strage dovrà spiegare se è stata lei, come è stato ipotizzato, ad aver usato il telefonino fingendo di essere il fratello Kevin mentre parlava con un amico nei momenti più terribili del massacro e come mai non abbia invocato aiuto nonostante avesse a disposizione il cellulare. È certo che quando i carabinieri sono arrivati lei dormiva e che assieme al padre ha scritto alcune delle frasi sui muri con il pennarello rosso, frasi necessarie all'esorcismo, al quale si era poi unita in preghiera con la coppia di Sferacavallo e aveva anche preparato il pranzo e la cena insieme a loro.
Gli aeroporti di Catania e Comiso si preparano al pienone della stagione estiva. Sono attesi oltre 200.000 passeggeri per la Pasqua e presto da Comiso 3 nuovi voli. Eva Spampinato. Più destinazioni, più operatori, più concorrenza. Gli aeroporti di Catania e Comiso si preparano alla stagione calda, riscaldando i motori già da subito, con oltre 200.000 passeggeri, di cui quasi 90.000 internazionali, attesi nello scalo etneo per il periodo di Pasqua. Numeri che tradotti significano più economia per tutto il territorio. Uno stato di salute eccellente per quello che è il settore dei trasporti aerei in tutta quanta la Sicilia e più in generale del turismo, che comunque fa ancora da fortissimo richiamo per la nostra terra. Il lancio della Summer 24 questa mattina nella sede della SAC di Catania, con il leitmotiv delle percentuali positive: più 3,96% i viaggiatori, più 3,77% i movimenti previsti per il periodo estivo, che va dal 31 marzo al 27 ottobre. Quando si parla di alternative piuttosto che caro voli, un tema sempre di moda, l'unica cosa che può fare un gestore aeroportuale è fare aumentare la concorrenza, quindi avere più clienti, che per noi, ricordo, non sono i passeggeri ma i vettori aerei. 98 destinazioni da e per Catania, 72 internazionali e 25 nazionali, con la novità di Tunisi e Dublino, collegate direttamente con Catania. 16 rotte, 6 delle quali internazionali, per l'aeroporto di Comiso, per un aumento di movimenti del 56%. L'idea che abbiamo sposato del Presidente, e che ringraziamo perché metterà a disposizione i fondi sviluppo e coesione, sarà quella di realizzare un'area cargo e accanto a quella finanziare altre opere che faranno sì che si potrà fare un maggior numero di passeggeri, realizzando pavimentazioni e tante altre infrastrutture dell'aeroporto che saranno necessarie anche a fare trasporto aereo civile. E Comiso avrà anche 3 nuove tratte di continuità territoriali, 2 per Roma a 38 euro più tasse e una per Milano a 50 euro più tasse. Stop agli stereotipi. Nella giornata mondiale della sindrome di Down si punta a superare le barriere e a favorire l'integrazione delle persone con questa patologia. Veronica Barbarino. Nella giornata mondiale della sindrome di Down, stop agli stereotipi. Obiettivo di quest'anno è la sensibilizzazione sociale per superare le barriere e favorire l'integrazione delle persone affette da questa patologia. Come esperienza personale posso dire che mi dà tanto, ma tanto mia sorella. Le uniche problematiche che ho non sono con il soggetto Down, ma con le istituzioni pubbliche. Aiutarsi, perché l'unione fa la forza, come quella tra mamme. Insieme a tante altre mamme ci siamo rimboccati le maniche. Ho un bambino di 7 anni che per il quale ho lottato tutti i giorni. In Italia sono 40.000 le persone Down, si stima un bambino ogni 1.200 nati. Qualche passo in avanti si è fatto negli ultimi anni e sempre più persone hanno raggiunto un'autonomia. Oggi ci sono gli strumenti, si fanno i progetti di vita dell'articolo 14, si possono inserire nel mondo del lavoro facendo un programma e vedere quali possono essere gli obiettivi per queste persone. Mai come adesso si deve promuovere la conoscenza di questa sindrome, anche con programmi mirati nelle scuole. A Licata, nella zona della Marina, questa mattina è stata riaperta la casa di Rosa Balistreri. Alla straordinaria cantautrice popolare è stato dedicato anche un museo. Davide Sardo. Che ti scrivi sta stracci, ci volessi un romanzeri. Per la voce della Sicilia, come il titolo del suo primo disco e come poi lei è stata sempre definita, è stato battezzato un museo. A Rosa Balistreri da Licata è dedicata la Casa di Rosa nella sua Licata in via Martinez 42 nella zona intesa Marina, ovvero dove la straordinaria cantautrice popolare ha trascorso i suoi primi anni di vita insieme alla famiglia poverissima. L'iniziativa del museo è del Centro Studi di Cultura Siciliana e Meridionale, che ha affittato dagli attuali proprietari la Casa di Rosa. Nella Casa di Rosa tutto ricorda e ricorderà lei, la sua passione viscerale, il talento poetico e musicale. Sono consultabili dei libri che la rievocano, si ascoltano le sue canzoni, sono proiettati, filmati, concerti e rivive la voce della Sicilia. E la Sicilia odora. E prima dello sport anche noi salutiamo l'arrivo della primavera andando un po' in giro, approfittando della bella giornata. Colonna sonora, lo storico brano pop dei Dick Dick, Francesco Aloi.
Il sole c'è, il mare è calmo e primavera adesso anche sul calendario. Ci siamo sposati la settimana scorsa e abbiamo scelto questa località bellissima. Chi può fa una bella passeggiata salutare all'aperto. Speriamo che continui così perché ormai il tempo è cambiato. Io amo la Sicilia, sono siciliana. Il bel tempo quindi è arrivato. Anche se in Sicilia pioggia ce n'è stata davvero poca, ma da adesso dovrebbe partire l'avanzata delle temperature, già sopra i 20 gradi nelle zone costiere. Una fase abbastanza stabile fino ai primi giorni della prossima settimana, poi tra le giornate di mercoledì e venerdì un nuovo impulso, una nuova palla di aria fredda tenderà gradualmente a interessare il Mediterraneo occidentale per poi spostarsi su quello orientale. C'è chi inizia a preparare il costume e chi invece lo ha già uscito e indossato. Già in costume? Sì, da molto, 2 mesi sono già. Questa è la primavera siciliana, ma attenzione, perché per Pasqua e Pasquetta potrebbe piovere. Vero o falso, ancora è un po' presto per averne certezza. In attesa dei provvedimenti della giustizia sui fatti di Padova facciamo una breve pausa e poi ne parleremo subito dopo. State con noi. Eccoci insieme con il calcio. In attesa dei provvedimenti della giustizia sportiva sui fatti di Padova, il Catania deve concentrarsi sul campionato. Domenica scontro salvezza in casa della Turris. Francesco Triolo. La necessità di rimanere concentrati sul campo, almeno per la squadra, perché il Catania gioca 2 partite, quella del campionato e insieme alla Coppa Italia, quella inaspettata della giustizia sportiva. Andando con ordine però è il campo che comanda, perché la priorità è quella di tenere alta l'attenzione in vista della gara di campionato di domenica per evitare brutti scivoloni. All'orizzonte c'è la trasferta in Torre del Greco, uno scontro diretto in piena regola per quella che è oggi la dimensione dei rossazzurri. La Turris è a 6 lunghezze più giù, occupa il quintultimo posto che vale play-out e ha la possibilità di dimezzare lo svantaggio e riaccendere le speranze di salvezza diretta. Tutto questo naturalmente a discapito del Catania, che invece deve evitare la coda post campionato se non vuole vanificare il percorso di Coppa. Ecco perché domenica sarà uno spartiacque quasi decisivo per la squadra di Zeoli. Il tecnico deve valutare le condizioni di Pua e Teio, è molto probabile che Welbeck venga impiegato sin dall'inizio, mentre Di Carmine potrebbe inizialmente accomodarsi in panchina ed entrare a gara in corso per mettere minuti nelle gambe dopo i 70 di Padova. C'è attesa intanto per le decisioni del giudice sportivo dopo i fatti del Loganeo. Potrebbe arrivare subito un provvedimento restrittivo per la partita contro il Giuliano e poi lasciare all'Osservatorio Nazionale la decisione sulla gara di ritorno della finale di Coppa Italia. Le ipotesi sono tante e sono state al centro anche dell'incontro che i dirigenti hanno avuto ieri per la valutazione del momento e di quanto avvenuto. Il danno economico potrebbe anche essere ingente ed aggirarsi sui 300.000 euro. E a questo proposito c'è un'ultima ora finale di ritorno di Coppa Italia con il Padova a porte chiuse al Massimino. E questa la decisione assunta dal giudice sportivo di Lega Pro dopo gli incidenti di martedì sera. Lo stesso giudice ha inflitto 10.000 euro di multa al club rossazzurro e 5.000 alla società veneta. Una giornata di squalifica invece per il centrocampista del Catania Welbeck. Ci fermiamo qui, appuntamento alle 20, grazie e buon pomeriggio.